esigenze dei consumatori che debbono rispettare una legge religiosa si può. È il caso di una cooperativa di Cupra Montana che ha cominciato a produrre spumante senza alcol per rispondere a una richiesta proveniente dal Medio Oriente. Positivo il bilancio iniziale per una produzione di 10.000 bottiglie. Ce ne parla Luciano Paci. Quando il mercato del vino, soprattutto quello interno, langue, le aziende si attivano per trovare alternative. Guarda al Medio Oriente, in generale ai paesi islamici, l'ultimo prodotto di questa cooperativa di Cupra Montana, uno spumante senza alcol, in tutto simile esteriormente al tradizionale spumante, dalla bottiglia all'apertura col botto al perlage, ma all'origine c'è soltanto l'uva. Il nostro mestiere è fare gli spumanti ottenuto dall'uva biologica, quindi un prodotto della nostra regione, dei nostri vigneti, è succo d'uva spumantizzato. Ma come è nata questa idea? Nasce da una richiesta di un nostro amico, un operatore marchigiano che opera nei paesi islamici, il quale ci ha chiesto di produrre uno spumante che fosse adatto alla dottrina islamica, perché la dottrina islamica non permette l'utilizzo di bevande derivate da frutta fermentata, quindi in questo caso è totalmente succo d'uva non fermentato. Lo spumante alcol free è stato presentato con successo a una rassegna in Dubai. Siamo stati i primi in Italia a ottenere una certificazione dall'Istituto Europeo di Suolo e Salute, si chiama, come prodotto biologico, ma soprattutto il primo prodotto certificato halal, che è un ente che certifica i cibi, le bevande che siano leciti nel rispetto della dottrina islamica. Che tipo di procedura ci vuole? Richiede un'attrezzatura da spumanti, cosa che noi abbiamo. L'aspetto più difficile è sicuramente la conservazione allo stato naturale del succo d'uva, che non deve assolutamente fermentare. Quanto ne verrà prodotto? Ma la nostra capacità produttiva è molto alta. Per ora abbiamo iniziato con le prime 10.000 bottiglie, ma noi possiamo arrivare a produrre milioni di bottiglie se il mercato ce lo chiederà. In questi momenti in cui il mercato del vino sta in qualche maniera soffrendo, questa è un'opportunità che ci apre, ci dà modo di andare su mercati che per noi era impensabile affrontare. Possibili nuovi sviluppi? Abbiamo avuto una richiesta per esempio dal proprietario di una catena di kebab pakistano che lo chiede in prodotto monodose, in piccola bottiglia. L'Autogrill SPA in animo di stanno progettando la creazione di un angolo di prodotti analcolici per l'automobilista e sono interessati al prodotto. La Colonnare è un'azienda con una lunga storia di produzione di vini di qualità. Passare a un prodotto senza alcol potrebbe creare problemi di identità. Ma siamo nell'ambito sempre della vitivinicoltura, utilizziamo le uve dei nostri vigneti, è una possibilità, una chance in più che offriamo ai nostri soci viticoltori. Non credo che sia un tradire la nostra vocazione di sempre, quella di fare vino, insomma.